ci diranno gli analisti su questo abbassamento di partecipazione, secondo me è una cosa che ci aiuterà anche a capire come rimediare per i prossimi appuntamenti, perché sicuramente quando un elettore non va a votare non è mai una cosa piacevole. Resta comunque che questo è un dato, quello del calo dell'affluenza generico, generale, non soltanto per l'Italia, ma in tutte le nostre cosiddette, no, democrazie mature, e questo è una cosa che interroga tutte le persone che fanno politica a tutti i livelli, anche a livello internazionale, perché c'è qualche cosa evidentemente che non si sta capendo fino in fondo. Ecco, su questa bassa affluenza secondo lei può aver inciso un po' che magari anche il candidato del centrodestra sia arrivato tardi come nome? Ma no, cioè, non lo so, ripeto, queste sono cose, sono un po' tecnicismi che poi saranno gli analisti ad approfondire e a capire. Io come politico ed esponente di Fratelli d'Italia, padovana, quindi veneta, quindi poi anche italiana, anche europea, tutto, ma radicata molto nel mio territorio, come siamo noi, per il momento sono contenta di questo risultato. Tra l'altro il nuovo presidente, a cui faccio un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio di buon lavoro, è un giovane di talento, padovano, collega fino ancora per qualche giorno alla Camera dei Deputati, e io credo che avremo comunque una pagina nuova che si apre in Veneto, dove ci sarà un discorso corale di squadra a cui tutti quanti parteciperemo. Pagina nuova in Veneto in cui Fratelli d'Italia spera di avere un po' più di protagonismo. Beh, quello sicuramente, perché comunque siamo cresciuti molto in ogni caso, anche se sicuramente avessimo avuto noi il presidente, perché si sa che chi ha il presidente è un bel traino, è un traino forte. C'era il Zaia uscente, Stefani il nuovo, quindi è ovvio che quello ha fatto molto da traino, però voi sapete anche che Fratelli d'Italia non ne ha mai fatto, anche prima di questo risultato non abbiamo mai fatto un discorso di una gara, un punto di più, un punto di meno, abbiamo sempre detto conta la coalizione, anche quando è venuta qui Giorgia Meloni, no, la settimana scorsa, il messaggio che ha dato era proprio questo, e noi l'abbiamo visto sul palco. Noi siamo una squadra che vince molti appuntamenti elettorali, una squadra che è nata grazie a Berlusconi nel 94, che continua unita. In alcuni momenti abbiamo avuto un partito che era al primo posto, poi un altro, adesso siamo noi, però insomma su questo non ne abbiamo mai fatto un punto per dire sono un po' più dentro, sono un po' più fuori, no, siamo una squadra e ci congratuliamo con chi al momento è arrivato prima. Complimenti ad Alberto, Stefani, complimenti a tutta la squadra della Lega, ma complimenti a tutti i candidati che hanno corso per il centrodestra. E la campagna elettorale certo è stata anche corta, ma io non lo so questo, sono interessata di conoscere la risposta, perché comunque si dice sempre, no, che poi le persone focalizzano le elezioni, il voto nelle ultime 2 settimane, addirittura chi negli ultimi giorni, quindi non lo so quanto questo abbia potuto influire. Comunque abbiamo vinto una bella vittoria, e tutte persone che adesso erano in competizione e che da domani sono pronte per lavorare insieme, per dare quelle risposte che i veneti si aspettano. So che sono tante, perché dal sociale alla sanità abbiamo un'eccellente sanità. Io questo ci tengo, me lo faccia dire, noi abbiamo un'eccellente sanità. Sicuramente ci sono delle cose da registrare per farla funzionare veramente bene, soprattutto noi l'abbiamo visto col Covid, la medicina di territorio va registrata. Diciamo anche che ci ricordiamo tutti, posso dirlo a tutti quanti, guardatemi qui, la riforma della Bindi che ha massacrato tutto. Ecco, stiamo ancora pagando le conseguenze di quello, però è nelle priorità di questo nuovo percorso, registrare le cose che non hanno funzionato. Però ribadisco, noi siamo ancora una delle sanità di eccellenza d'Europa e quindi del mondo. Le posso chiedere Luca Zaia dove andrebbe bene dopo questo successo elettorale? Beh, Luca Zaia, so che lui stesso non si è mai esposto, e quindi devo prendermi io la briga di dire a Luca dove andare. Luca è un amico, io l'ho conosciuto quando la mia prima elezione è stata proprio in Consiglio regionale nel 2004, no, 2005, scusate, 2005, e
Luca Zaia era lì in regione e l'ho conosciuto allora, l'ho stimato, l'ho apprezzato, vedo che sono tra i tanti veneti che l'hanno apprezzato e ce lo dirà lui assieme agli altri leader del centrodestra, quale sarà il suo percorso. Sicuramente è una persona che ha molto da dare ancora, quindi sono sicura che lo vedremo protagonista da qualche parte, ma non sono io a dirlo.